Ragazzi, bentornati! Oggi c'è tanta carne al fuoco, perché il Napoli è in pieno fermento tra mercato e campo, e dobbiamo analizzare tutto insieme. Partiamo subito con una gran bella notizia. Alessandro Buongiorno è di nuovo a disposizione. Il centrale ex Torino ha recuperato e sarà pronto per il big match contro la Roma. Sapete quanto Conte punti sulla difesa solida e avere di nuovo Buongiorno in campo è un'ottima notizia, soprattutto considerando il tour de force che ci aspetta tra Roma, Fiorentina e la lotta in vetta. Poi c'è il mercato, che tiene ancora tutti col fiato sospeso. Saint-Maximin è vicinissimo, mancano solo alcuni dettagli e potrebbe diventare ufficiale a breve. Ma siamo sicuri che sia l'uomo giusto per sostituire Kvara? Le opinioni sono contrastanti e addirittura Pedullah ha sparato a zero dicendo che è buono per fare il fritto, esagerato o ci ha visto lungo. E poi c'è la questione Comuzzo. Il Napoli lo vuole, la Fiorentina chiede 40 milioni e al momento siamo in una fase di stallo. De Laurentiis rilancerà o lascerà perdere. Infine, le ultime conferme di Conte. Raspadori e Ngonge restano. Jack avrà più spazio nella seconda parte di stagione? E Ngonge riuscirà a integrarsi nei meccanismi del mister? Insomma, tanta carne al fuoco e voglio sapere la vostra. Vi convince Saint-Maximin? Buongiorno titolare subito o meglio gestirlo? E Comuzzo vale quei 40 milioni? Scrivetelo nei commenti, ne parliamo insieme. Finalmente una bella notizia per Antonio Conte e per tutti i tifosi del Napoli. Alessandro Buongiorno è di nuovo a disposizione. Il centrale ex Torino ha smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto fuori e ora è pronto a tornare al centro della difesa, proprio in vista di una partita che si preannuncia tosta e complicata come quella contro la Roma. All'Olimpico sappiamo quanto Conte punti sulla solidità difensiva e l'assenza di Buongiorno si è sentita, anche se la squadra ha saputo stringere i denti e mantenere il primato in classifica. Ma adesso, con lui di nuovo in campo, il Napoli ritrova un leader lì dietro, un giocatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza con il suo carisma, la sua aggressività e la capacità di comandare il reparto. L'importanza del suo ritorno è ancora più evidente considerando il calendario che attende gli azzurri. Prima la trasferta romana, poi il recupero contro la Fiorentina al Franchi e nel mezzo il derby di Milano, che potrebbe rimescolare le carte in vetta alla classifica. Inutile girarci intorno, questo è il momento in cui si decidono le sorti della stagione e avere Buongiorno al top della forma è un'arma in più per Conte. Ora la domanda è: dove lo schiererà Conte? Rientrerà subito tra i titolari o verrà gestito per evitare ricadute? E soprattutto, con il suo ritorno, la difesa del Napoli tornerà impermeabile come nelle prime giornate? Ragazzi, adesso è ufficiale, resteranno al Napoli fino a fine stagione. A confermarlo è stato direttamente Antonio Conte in conferenza stampa, chiudendo definitivamente ogni discorso di mercato che li riguardava. Per entrambi si era parlato di una possibile cessione per trovare maggiore spazio, ma alla fine la decisione è stata presa. Niente partenze, si va avanti con questa rosa. La situazione di Raspadori è stata la più discussa. Con Spalletti e Garcia aveva trovato più continuità, giocando spesso anche da falso 9, ma con Conte lo spazio si è ridotto. Conte ha spesso preferito altre soluzioni. Nonostante ciò, il tecnico ha chiarito che Jack è un giocatore importante per la squadra e che potrà essere determinante nella seconda parte di stagione. Del resto, la sua capacità di giocare sia da punta che da trequartista lo rende una risorsa preziosa. Per Cyril Ngonge, invece, il discorso è diverso. Arrivato a gennaio dal Verona, il belga deve ancora ambientarsi al meglio e capire i meccanismi di Conte. Il mister è noto per avere regole molto rigide sul piano tattico e dell'intensità, quindi è normale che un nuovo acquisto abbia bisogno di tempo per adattarsi. Tuttavia, il ragazzo ha già dimostrato di avere talento e personalità e il fatto che sia stato trattenuto significa che il Napoli crede nelle sue qualità. Conte è stato chiaro in conferenza, il gruppo è unito e nessuno ha chiesto di andare via. Ha spiegato che è normale che chi gioca meno possa avere qualche pensiero, ma ha ribadito che tutti sono motivati a restare e dare il massimo fino a giugno. Questa dichiarazione non solo blinda i giocatori, ma lancia anche un messaggio chiaro alla squadra. Non ci saranno distrazioni, si lavora con chi c'è. Con il mercato chiuso, l'attenzione ora si sposta sul campo. Raspadori riuscirà a ritagliarsi più spazio e magari diventare una pedina fondamentale nelle rotazioni offensive?
Ngonge si ambienterà in fretta e diventerà un'arma in più per Conte. Dite la vostra nei commenti. Ragazzi, il mercato del Napoli è ancora in movimento, ma ci sono delle belle matasse da sbrogliare. Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione e la sintesi è semplice. Per Saint-Maximin ci siamo quasi, per Comuzzo invece la trattativa è bloccata. Partiamo dall'attacco. Saint-Maximin è vicino, mancano solo alcuni dettagli burocratici. L'operazione dovrebbe andare in porto e il francese potrebbe essere il sostituto di Kvara. Ora, inutile girarci intorno. Saint-Maximin è un giocatore talentuoso, veloce, capace di strappare la partita con le sue giocate, ma è anche uno che negli ultimi anni non ha avuto continuità. È l'uomo giusto. Sarà Conte a decidere, ma di certo il mister voleva qualcuno pronto subito e non una scommessa. Capitolo difesa. Qui la situazione è più complicata. Il Napoli vuole Comuzzo, giovane, forte fisicamente e con ampi margini di crescita. Il problema? La Fiorentina non lo molla per meno di 40 milioni tra parte fissa e bonus, mentre De Laurentiis si è fermato a 30 più bonus. E conoscendo Commisso non sarà facile convincerlo a scendere di prezzo. A poche ore dalla chiusura del mercato, la domanda è sempre la stessa. Il Napoli farà il salto di qualità con questi innesti o servirebbe qualcosa in più? Saint-Maximin vi convince e Comuzzo vale davvero quei soldi. Ragazzi, Alain Saint-Maximin è sempre più vicino al Napoli. La trattativa sta entrando nel vivo e, da quanto filtra, le parti sono vicinissime all'accordo totale. L'esterno francese, attualmente in forza all'Al Ahly in Arabia Saudita, è pronto a tornare in Europa dopo appena 6 mesi e il Napoli lo ha individuato come il rinforzo ideale per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ormai destinato al Paris Saint-Germain. Il nome di Saint-Maximin non è spuntato all'improvviso, è un giocatore che Antonio Conte conosce bene e che avrebbe già dato il suo ok. La trattativa è gestita da Fali Ramadani, un agente che con il Napoli ha una corsia preferenziale, visto che è lo stesso che ha portato Conte sulla panchina azzurra, oltre ad aver gestito operazioni come quella di Diego Demme dall'Ipsia e il mega contratto offerto a Dybala dagli arabi. Ramadani si è incontrato con il DS Giovanni Manna 2 sere fa e nel corso della cena si è parlato non solo di Saint-Maximin, ma anche di Jeremy Boga, un altro giocatore che piace molto, ma al momento è considerato solo un'alternativa. Perché proprio Saint-Maximin? Parliamo di un esterno esplosivo, tecnico e imprendibile nell'uno contro uno. È il classico giocatore che quando prende palla può accendere il Maradona in un secondo, con i suoi dribbling e la sua capacità di creare superiorità numerica. Non è un bomber da doppia cifra come Kvara, ma può essere devastante se inserito nei meccanismi giusti. Inoltre ha esperienza internazionale e conosce già le pressioni di un campionato competitivo, avendo giocato in Premier League con il Newcastle prima di trasferirsi in Arabia. Dal punto di vista economico, l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto o, in alternativa, con una cessione definitiva a una cifra contenuta, visto che l'Al Ahly non considera più il francese un perno del suo progetto. Il Napoli vuole chiudere in fretta, perché Conte vuole subito a disposizione il suo nuovo attaccante per inserirlo nei meccanismi della squadra. Ora la domanda tocca a voi. Vi convince Saint-Maximin come sostituto di Kvara o avreste puntato su un altro profilo? Fatevi sentire nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate. Ragazzi, qui il clima si sta scaldando e non solo sul campo. Alfredo Pedullà ha sganciato la bomba sul mercato del Napoli e lo ha fatto con la solita ironia tagliente. Saint-Maximin buono per fare il fritto. Un attacco diretto a una trattativa che sta dividendo la piazza. Diciamoci la verità, il nome di Saint-Maximin non ha scaldato i cuori dei tifosi. Qualità ne ha, per carità, ma parliamo di un giocatore che negli ultimi anni ha girato un po' troppo senza lasciare davvero il segno. E se a Newcastle era considerato un talento, nell'ultimo periodo in Arabia Saudita non ha certo fatto faville. Ora il Napoli lo sta trattando, ma la domanda è lui l'uomo giusto per sostituire Kvara? Pedullà poi non si è fermato qui. Ha criticato anche la gestione dell'affare Comuzzo, con la Fiorentina che per ora non molla, e in generale ha bocciato il mercato di gennaio del Napoli, definendolo poco incisivo e senza veri colpi di spessore. Il punto è sempre lo stesso. Questa squadra, così com'è, può competere su tutti i fronti. Conte sta facendo un super lavoro, ma senza un paio di innesti veri, la strada resta in salita. Il video dell'intervento di Pedullà sta diventando virale e il dibattito tra i tifosi è acceso. O gli metti 40
O è inutile che facciamo 31, 33, ti do 2 bonus, ti do una casa a Posillipo, ti do una bistecca a Firenze, no, 40 vuole. Come passati da Garnacio ad Adeyemi, a quello del PSV, a quell'altro del PSV, e oggi siamo nella situazione che, siccome il mercato arabo chiude fra 10 secondi, dobbiamo prendere San Maximen. Se mi sbagli la mossa e arriviamo al 31 a mezzanotte aspettando il mercato arabo e ti concentri sul difensore, ma che comunque è inutile, ne parlavo durante il momento social, ma se sai che costa 40, o gli metti 40, o è inutile che facciamo 31, 33, commisso vuole 40, commisso ha telefonato, pronto 40, non mi dare altre cose che io non le voglio, invece il monolocale, i bonus, i buoni pasto, non si può fare così, per me non si può fare, no ridete, ma io sto parlando sul serio, io credo che non si possa fare così. Abbiamo parlato per 20 giorni di Garnacio, siamo su San Maximen. No, San Maximen è bravo, San Maximen Alfredo è un buon giocatore che come riserva, come giocatore che può entrare e fare lo scambio. Ho capito, ma se lui vuole, ma far che con San Maximen? Vabbè, tu sono tutti fratelli, lo difendi perché l'hai visto in Turchia, in Francia, ma non è, ma ascolta un secondo. No, però hai parlato come se scusami, ma se tu per i 20 minuti ma se tecnica, c'è velocità, può servire San Maximen. Voi da che parte state? Vi convince l'idea Saint Maximin o credete che serva altro?